italiana, italianissima, figlia d'arte, ma gareggia per la nazionale di sci albanese. A soli 18 anni Lara Colturi è un talento cristallino. Ha scelto la Val di Fassa, di cui è ambassador, per allenarsi. Colturi ha concluso nella Valle Ladina un intenso periodo di allenamenti. La giovane atleta, tesserata per la federazione albanese, ha affinato la preparazione sia in slalom gigante sia in speciale, dimostrando grande determinazione e impegno. Durante il periodo di preparazione ha potuto sfruttare le eccellenti condizioni delle piste azzurre della Val di Fassa, un territorio che rappresenta un punto di riferimento per gli atleti di alto livello grazie alla qualità delle strutture e alla professionalità degli staff tecnici. Da questa stagione la giovane Lara, insieme alla sua famiglia e al suo staff, ha scelto come campo base per la qualità delle piste di allenamento e per la sua logistica proprio la Val di Fassa, funzionale al calendario di Coppa del Mondo, nella quale quest'anno ha ottenuto il primo podio. Le immagini si riferiscono all'allenamento di gigante che si è svolto nella Ski Area Alpelusia sulla pista Piavac, una delle 8 piste inserite nel progetto Piste Azzurre. Devo dire che in allenamento mi sentivo molto bene e come sensazioni, come testa, mentalmente mi sentivo veramente nella comfort zone e sono arrivati poi dopo i risultati. Alla fine l'obiettivo è sempre quello di sciare al meglio tecnicamente, pensare solo a divertirmi e a fare quello che so fare. Il progetto, nato dalla collaborazione tra la FISI e la Val di Fassa nel 2006, confermato fino alle Olimpiadi invernali del prossimo anno, mira a valorizzare e migliorare le infrastrutture sciistiche del territorio, rendendole un punto di riferimento per gli allenamenti e le competizioni nazionali ma anche internazionali. Con il mio team adesso abbiamo un buonissimo equilibrio e adesso ci sentiamo veramente bene con Andrea e Martino in partenza e i miei genitori in pista. Stiamo veramente bene, stiamo lavorando veramente bene e sono contenta, abbiamo sempre il sorriso, ridiamo, scherziamo mentre ci alleniamo, quindi ce la stiamo proprio godendo questa stagione. La figlia della campionessa olimpica italiana Daniela Ceccarelli non risente di allenarsi praticamente da sola, anzi con il fratellino, anche lui una promessa. Queste discipline tecniche sono sempre lì, devi sempre allenarti, sempre tenere duro e continuare fino a fine stagione. E sì, essere da sola, però alla fine io mi alleno con mio fratello, siamo sempre in famiglia, con le altre ho una buonissima relazione con le altre ragazze che fanno Coppa del Mondo, quindi alla fine non mi sento assolutamente sola.